Formaggio, vino, salumi e tanto pesce, e poi il baccalà, che nel momento in cui diventa stoccafisso perde lo status di pesce vero e proprio per entrare nell'immaginario culinario veneto. Al via con un'esplosione di gusti la prima edizione del Festival della Cucina Veneta, che si propone di approfondire fra degustazioni, convegni, spettacoli e focus per esperti e curiosi il tema della tradizione veneta in cucina. È giusto associare la cucina, questa volta è una bellissima esperienza, penso, la cucina veneta, parlare di cucina veneta, insomma. A Villa Obizi di Albignasego non si scherza e si parla di materie prime di altissima qualità e ricette antiche e moderne, che da sempre sono espressione diretta di un territorio in grado di offrire mare, monti, laguna e collina. Il risultato? Eccolo qui. Signora, com'è il baccalà mantecato? Stupendo. È buono? Moltissimo, molto buono. Hai imparato la ricetta? Certo, memorizzata alla grande. A memoria. Polpetto. Com'è? Buonissimo, ottimo. Bene. Tipico veneto? Tipico veneto. Signora, cosa abbiamo preso? Con salame di bufala. E anche gli organizzatori si sono fatti un'idea della classifica dei piatti più graditi dai visitatori nella prima serata, dedicata interamente al menù del mare e della laguna veneta. Va via molto la frittura di pesce, le seppe in toccio, il risotto e le seppe sono finite, per cui sono quelle che hanno via più di tutte. I bigu in salsa vanno parecchio, il baccalà mantecato, baccalà vicentina, ma è un po' tutto in linea di massima. Comunque seppe e bigu in salsa direi quelli che vanno per la maggiore.